A 3 giorni dal voto continuano ad aprirsi nuovi fronti, tanto che in mattinata il presidente del Veneto Luca Zaia decide di annullare la sua presenza all'inaugurazione dell'atteso Terraglio Est nel Trevigiano per incombenze legate al referendum sull'autonomia. I grattacapi si susseguono a partire dai 2 milioni di euro che il Ministero ha chiesto a Veneto e Lombardia per pagare le forze dell'ordine che dovranno presidiare i seggi. E mentre ci si interroga se questo per il governo, come l'ha definito la stessa deputata del Partito Democratico Simonetta Rubinato, non sia un autogol, se cioè non sia di incentivo ai veneti ad andare alle urne piuttosto che il contrario, arriva alle regioni del nord l'ennesimo schiaffo, o almeno così lo si vuol far percepire. Il premier Paolo Gentiloni e il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno firmato l'avvio della trattativa per l'autonomia, senza referendum, quello del Veneto per Bonaccini è inutile e senza spese. Avvio della trattativa non significa autonomia e per la Lega definire sospetti i tempi di questo accordo è un eufemismo. I comunisti sono corsi ai ripari, è il commento senza filtri del Carroccio. E poi una farsa, l'accordo emiliano è vuoto di contenuti, ma se l'autonomia gliela danno meglio per tutti. E intanto anche Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia sono pronte a intraprendere le procedure proprio per l'autonomia. Il dato più importante sia dimostrare che siamo una comunità che quando è chiamata a una responsabilità, cioè di dare un'indicazione, la dà questa indicazione. Altrimenti è inutile che rivendichiamo sempre di essere protagonisti del nostro futuro il giorno che ti arriva un referendum, che è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che viene autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale, ce ne stiamo a casa a mangiare le castagne e bere il vino nuovo, no?